Eccoci qua, ben trovati, nuova puntata con 30 minuti SPI, come sempre per andare a toccare temi importanti per voi che ci seguite, per andare a strutturare questa puntata andando a parlare di quello che è uno dei pilastri, di quello che adesso dobbiamo andare ad analizzare. Parleremo di CAF, oltre al 730 c'è molto altro, sarà il titolo di una delle prime slide che vedremo ed è un pochino il titolo di quello di cui parleremo oggi. Ovviamente, come sempre, non sono da solo, vi terranno compagnia insieme a me Cristina Canciani, responsabile ISE per CAF CGIL, benvenuta. Grazie, buongiorno. E Dario Giuseppe, segretario organizzativo regionale di SPI. Buongiorno. Allora, questa è la prima slide, come vi raccontavo, che dà un po' il titolo a quella che è la puntata di oggi di 30 minuti SPI. Io darei subito la parola a lei per andare a spiegarci di cosa parliamo oggi e la sua introduzione, come vediamo nella slide. Sì, oggi parliamo appunto di questo importante servizio, il CAF, nato più o meno circa 30 anni fa, costituito in questo caso dal sindacato della CGIL, è nato per dare un supporto allora si chiamava la dichiarazione dei redditi 740, oggi si chiama 730, però poi questo tipo di lavoro del CAF si è evoluto negli anni. Oggi facciamo appunto molto altro oltre che a 730, perché ci sono determinate situazioni per cui è necessario, voglio dire, intervenire dal punto di vista fiscale per avere tutta una serie di diritti, in particolare anche diritti sociali. La CGIL ha deciso appunto di ampliare un notevole numero di pratiche, proprio perché oltre che a fare il proprio lavoro, che è quello della contrattazione, diritti ai lavoratori, rinnovo i contratti eccetera, ma anche di sostenere e di dare una mano ai lavoratori nel momento in cui diventano cittadini, quando escono dalla fabbrica o dal posto di lavoro. Quindi una presa in carico, una vera e propria presa in carico della persona, per dare appunto supporto a tutte le problematiche che fuori dal posto di lavoro poi uno si trova ad affrontare proprio come cittadino, quindi sia a livello individuale sia anche a livello familiare, perché come si può vedere nelle slide le problematiche che devono affrontare sono veramente molte. Chi si rivolge al CAF instaura sostanzialmente un rapporto di fiducia, che non significa appunto solo risolvere la dichiarazione dei redditi, ma vuol dire mettere a disposizione per l'intero anno consulenze di esperti che possono appunto consigliare sia ai cittadini che alle famiglie in modo migliore per muoversi nell'intricata giungla di regole e norme che impattano nei diversi ambiti dello scenario appunto fiscale. Ci sono diritti che i lavoratori neanche non conoscono e quindi è necessario, è importantissimo questo servizio. I servizi sono veramente tanti, poi li leggeremo nella slide successiva: IMU, RED, ISEE, successioni, assegno unico, assistenza per badanti, quindi sia appunto a livello individuale ma anche a livello collettivo. Poi sarà la collega Cristina che interverrà andando in profondità magari su alcuni specifici servizi che noi riteniamo fondamentali. Però ci tengo a sottolineare che nonostante il fatto che le nuove leggi presentano anche un sistema di 730 già precompilato, diciamo, no? Sì, certo. Nonostante questo, proprio per la qualità importante che noi offriamo ai cittadini, i numeri che avevamo prima di questa iniziativa non sono cambiati molto, sono rimasti tali e quali. Questo significa, o quasi, questo significa che le persone si fidano, non vogliono capire, vogliono trovarsi una persona davanti, una persona fisica, per capire e essere informati di come utilizzare tutte le forme legali, ad esempio per ottenere anche agevolazioni e capire un po' anche la sua
come dire, le varie questioni che si debbono affrontare. Quindi dietro ci sta una macchina organizzativa fortissima, perché noi parliamo, per parlare di 730, poi magari Cristina lo dirà meglio di me, ma parliamo di quasi 60.000 pratiche solo di 730. Tenete conto che poi c'è il RED per i pensionati, c'è l'ISEE che ormai viene utilizzato per tutto l'arco dell'anno, per tantissime questioni. Basta solo pensare a tutte le questioni appunto di carattere sociale, dal trasporto della scuola, la mensa dei studenti e quant'altro, l'assegno unico che prima non c'era. Quindi un lavoro veramente immenso, con una qualità veramente straordinaria, lo dice i numeri e lo dice anche i risultati, appunto gli esiti del nostro lavoro che fanno appunto in particolare gli operatori. Ecco, io come presentazione mi fermerei un attimo qua, però poi magari se c'è del tempo in alternanza appunto le cose che diceva Cristina, che dirà Cristina, io vorrei sottolineare poi appunto la macchina organizzativa che c'è dietro, il lavoro immenso che c'è dietro e anche il supporto che lo SPI, visto che questo sono 30 minuti SPI, e lo SPI che tipo di supporto appunto dà con questa macchina organizzativa. Ok, quindi vuole andare avanti con le altre slide o passiamo la parola alla collega? No, io credo che l'altra slide troviamo l'elenco di tutti i servizi, insomma. Esatto. O quasi tutti. Vuole andare ad approfondirceli? Va bene. Sullo specifico? Sì, perché qua io leggo servizi dei CAF CGL, che per esempio io ne so un po', ma di sicuro voi ne sapete più di me. Effettivamente la dichiarazione dei redditi penso che sia il servizio principe e principale, però poi leggo IMU, altri servizi fiscali, successioni, insomma. Ci racconti un po', perché magari uno non lo sa, che certo, ci sono tutti questi servizi. Siamo qui per quello. Infatti. Quindi i temi, cioè i servizi, poi c'è tutta una pratica di sottoservizi, no? che diceva anche lei. Quindi la dichiarazione dei redditi non significa solo 730, ma significa anche compilazione telematica, significa la trasmissione dei dati, significa l'IMU che se lo fa nel stesso momento in cui si fa la dichiarazione dei redditi, ovviamente chi ne ha l'obbligo di farlo. C'è stata tutta una consulenza e c'è ancora di assistenza per le spese di super bonus, ad esempio. Adesso sono cambiati parecchio, ma insomma abbiamo vissuto un periodo molto complicato. C'è appunto l'IMU, ci sono altri servizi fiscali che non sono solo i redditi, ma sono gli accertamenti, ad esempio, no? Se ci sono problemi di rateizzazione, contenziosi, la compilazione dell'F24, quindi le successioni, perché quando dicevo che prendiamo in carico la persona a 360 gradi, purtroppo c'è anche un momento in cui c'è un decesso e ci sono da fare tutta una serie di pratiche, comprese le successioni, e noi le facciamo e abbiamo anche, faccio un po' di pubblicità, ma perché lo faccio a nome e per utilità di chi noi rappresentiamo. Il costo che noi abbiamo di questa pratica è veramente super competitivo, insomma, e quindi offriamo non solo un servizio di qualità, ma anche a costo veramente ridotto. Si lavora anche per i titolari di partita IVA, quindi ce ne sono parecchie ultimamente con le nuove tipologie di rapporto di lavoro. L'ISEE è inutile ormai, lo dicevo all'inizio, questo riguarda soprattutto la compilazione dell'SU per ottenere l'ISEE. Vale in qualsiasi ambito che uno sia sociale, che scolastico, di qualsiasi tipo, insomma, gli serve sempre l'ISEE per avere alcuni diritti e agevolazioni. Il RED, anche qui, e questo vale per i pensionati, per tutti i pensionati che hanno
altri redditi oltre alla propria pensione, soprattutto quelle estere, è necessario compilare appunto questa dichiarazione, che è fondamentale, perché chi non lo fa rischia la sospensione della propria pensione da parte dell'INPS, quindi c'è un periodo anche preciso, c'è proprio una campagna RED che ha un inizio e finisce prima di iniziare in particolare la campagna della dichiarazione dei redditi. E c'è un altro servizio importante che dicevo per le famiglie colfe badanti, c'è sicuramente la chiusura, voglio dire, sia per aprire o per chiudere un rapporto di lavoro, l'elaborazione dei prospetti paga, i contributi previdenziali, quindi c'è molta roba, insomma, ecco, che mettiamo a disposizione per agevolare la vita, diciamo, per semplificare la vita dei cittadini. E poi ultimo, che qui non c'è, ma è uno degli ultimi servizi che poi approfondiremo, che Cristina approfondirà, che è il SEND, cioè il servizio notifiche digitali. Anche, certo. Questa questione qui, che non lo sanno in pochissimi, purtroppo lo stiamo verificando in questo periodo, cioè l'amministratore pubblico oggi vuol dire, delega un altro problemino al cittadino, perché prima se lo arrangiava lei, nel senso che quando c'è, non so, faccio per esempio un esempio classico, una contravvenzione, prima mandava solo una raccomandata, ma mandava anche la contravvenzione in sé, come pagarla, i termini e tutto quanto. Oggi questa roba qua non c'è più. Un cittadino, se ha una contravvenzione, riceverà solo una semplice raccomandata, una notifica, e poi dovrà arrangiarsi lui, capire che cosa c'è dentro in quella notifica. E per farlo non tutti hanno un sistema digitali per arrangiarsi da soli. Il nostro pensiero è soprattutto, ma non solo, alle persone anziane, voglio dire, no? E allora il CAF ha costituito il punto SEND, cosiddetto, e che poi, ripeto, la collega spiegherà meglio che tipo di lavoro e di supporto dà il CAF oggi in questo servizio, che, ripeto, lo sanno in pochissimi. Assolutamente. Beh, allora, l'ha accennato, e quindi passiamo la parola alla collega Cristina Canciani, che dal punto di vista tecnico adesso ci andrà a illustrare un po' come funzionano taluni servizi. Io partirei dalle slide che ci parlano, se sono giusto, del modello 730 e poi dell'indicatore ISEE e prestazioni sociali. Ok, perfetto. Eccoci qua. Bene. Si è capito che l'universo del CAF è molto ampio, gestiamo veramente parecchi servizi, nel tempo questi servizi sono aumentati, il servizio principe rimane comunque sempre quello della dichiarazione dei redditi, che a breve partirà. Partiremo fra pochi giorni, abbiamo da poco terminato la formazione e l'aggiornamento per i colleghi che collaboreranno appunto all'interno del CAF, e quindi partiremo appunto con questo servizio, che è quello del 730. 730 che inizialmente era mirato principalmente a lavoratori dipendenti e pensionati, ma nel corso degli ultimi anni la platea di contribuenti che possono utilizzare il modello 730 si è ampliata moltissimo, per cui ormai, diciamo, a meno che le persone non abbiano dei redditi particolari, per esempio i redditi d'impresa, possono tranquillamente accedere al modello 730. Modello 730 che è una dichiarazione dei redditi privilegiata, meglio semplificata, nel senso che le persone possono dichiarare ovviamente i redditi, possono recuperare delle spese, quindi degli oneri detraibili e degli oneri deducibili, ma la cosa interessante è che prima di tutto il contribuente non deve effettuare i calcoli in autonomia, perché l'aiuta appunto in questo caso l'intermediario nella liquidazione della dichiarazione dei redditi,
e soprattutto è un tipo di dichiarazione molto comoda per il contribuente, perché il contribuente che ha un sostituto d'imposta, quindi che ha un datore di lavoro o che è in pensione, quindi per questo contribuente agisce l'ente pensionistico, avrà il conguaglio a credito o a debito in busta paga piuttosto che all'interno della pensione. Quindi diciamo è una dichiarazione dei redditi sicuramente molto semplificata e molto comoda per il contribuente. Il contribuente può procedere in autonomia perché diciamo sentiamo parlare molto spesso del 730 precompilato, altrimenti se ha necessità appunto di essere supportato può interpellare un intermediario, tra cui anche appunto il CAF, che può aiutarlo nella compilazione di questa dichiarazione dei redditi. Il termine per la presentazione del modello 730 si è spostato negli anni molto in là. Io mi ricordo quando ho iniziato a lavorare che il modello 730 si concludeva il 30 di aprile, quindi ho iniziato parecchi anni fa a lavorare. Adesso invece, essendosi ampliata la platea appunto delle persone che possono usufruire di questa dichiarazione, sono stati appunto ampliati anche i tempi di presentazione e quindi i termini sono passati al 30 di settembre. Poi altro servizio che diciamo la fa da padrone ormai negli ultimi anni, i numeri sono diventati sempre diciamo maggiori, è quello dell'ISEE, della presentazione dell'indicatore diciamo per le prestazioni sociali. È diventato, diciamo, ormai viene richiesto per qualsiasi tipo di prestazione sociale venga richiesta, quindi per dei sussidi, per dei bonus, per dei contributi, viene ritenuto diciamo, lo strumento principe per capire, diciamo, l'indicatore principe della ricchezza di un nucleo familiare. E, come dicevo, viene richiesto appunto ormai per erogare qualsiasi tipo di beneficio o di prestazione, tanto che esistono anche più tipologie di indicatore a seconda del tipo di prestazione che vuoi richiedere. Quindi esiste l'indicatore per i minorenni, esiste l'indicatore per il diritto allo studio, esiste l'indicatore per le prestazioni sociosanitarie, quindi a seconda della tipologia della prestazione che si intende richiedere, appunto viene elaborato un indicatore che è proprio mirato sulla richiesta di quella prestazione. Anche qui esiste già da qualche anno la DSU precompilata che può essere utilizzata dagli utenti, dai richiedenti le prestazioni, ma noi notiamo che in questi anni comunque, nonostante la presenza della DSU precompilata, il numero delle persone che ci stanno richiedendo questo servizio non è diminuito, proprio perché, come dicevo, la maggior parte delle prestazioni sono proprio per erogare la maggior parte delle prestazioni viene richiesto proprio questo indicatore come indicatore della ricchezza del nucleo familiare. Esatto, anche la slide del SEND. Allora, la slide, perché anche questo è un altro servizio che il collega raccontava essere tra gli ultimi, se non l'ultimissimo questo inserito. Questo è l'ultimissimo servizio che abbiamo attivato. Servizio notifiche digitali. Già così fa capire un pochino la tematica, credo, no? Che sia molto delicata, penso. Esatto. L'ultimo servizio che è stato attivato a partire da gennaio a seguito di una convenzione appunto che i CAF hanno stipulato, e il SEND è una piattaforma che è gestita da PagoPA e che mira a digitalizzare e a semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino. In buona sostanza la pubblica amministrazione attraverso questa piattaforma invia le notifiche al cittadino relativamente a eventuali accertamenti su tributi, piuttosto che contravvenzioni, piuttosto che rimborsi, anche esiti di pratiche amministrative,
Molti enti hanno già aderito alla piattaforma proprio per diciamo, semplificare la vita al cittadino e hanno aderito appunto alla piattaforma come mezzo appunto per comunicare al cittadino che esistono dei documenti che gli vengono notificati. Vengono privilegiati i canali digitali, come dice appunto il nome stesso della piattaforma. Vengono privilegiati i canali digitali, quindi se il cittadino si è già accreditato sulla piattaforma andando a comunicare all'interno della piattaforma l'indirizzo mail piuttosto che il numero del cellulare, la piattaforma gli invierà, a seguito di un atto emesso da un ente, da una pubblica amministrazione, gli invierà un messaggio di cortesia, un avviso di cortesia che comunica al cittadino che un ente della pubblica amministrazione gli ha notificato un atto. Stessa cosa se il cittadino ha attivato il servizio sulla applicazione di IO. Se invece il cittadino, sempre all'interno della piattaforma Send, ha attivato, ha comunicato anche un indirizzo di posta certificata, la piattaforma gli invierà direttamente la notifica che contiene appunto l'avviso di avvenuta ricezione e anche direttamente l'atto che viene comunicato dalla pubblica amministrazione stessa con eventuali altri allegati. Se invece il cittadino non ha comunicato nessun canale digitale, la piattaforma si preoccuperà di inviare al cittadino stesso una raccomandata cartacea con la quale verrà inviato l'avviso di avvenuta ricezione e il cittadino con quell'avviso di avvenuta ricezione potrà fare riferimento a un punto di ritiro Send che diciamo, tra i quali diciamo, i punti di ritiro convenzionati all'interno nell'elenco dei punti di ritiro convenzionati ci sono i CAF. Può rivolgersi appunto a un CAF convenzionato che espone il logo del punto di ritiro Send, che si preoccuperà di andare a stampare al cittadino l'atto che è stato notificato dalla pubblica amministrazione e gli eventuali altri allegati che sono collegati a quell'atto. Top. Perfetto, tutto chiarissimo. Torniamo da Dario Giuseppe per andare, non so, le possiamo chiamare conclusioni, come le vuole chiamare? Abbiamo ancora qualcosina da andare a discutere. Sì, non so quanti minuti abbiamo ancora. Abbiamo ancora un 5 minuti. Ah, bene. Sì. Vorrei sottolineare ai nostri utenti, ma soprattutto in particolare ai nostri iscritti, ma ai cittadini più in generale, cosa c'è dietro questa macchina, voglio dire, a questo servizio? Perché per fare migliaia e migliaia di pratiche ci vogliono, e con una grande qualità che dicevo prima, dimostrata, voglio dire, negli anni, ci vuole una macchina organizzativa molto, molto forte, una programmazione altrettanto forte, un numero di dipendenti per la quali, voglio dire, dobbiamo far fronte alle esigenze, perché l'utenza ci chiede le cose subito. Se ha bisogno dell'ISEE lo dobbiamo fare perché rischia di perdere ad esempio un servizio. Tanta ma tanta formazione, perché abbiamo personale che è disponibile tutto l'anno, ma abbiamo anche personale per far fronte alle campagne che durano qualche mese, ma sono totalmente giovani, bravissimi, devo dire la verità, Cristina ne è testimone, e quindi si deve formarli proprio per arrivare a quelle qualità che dicevo prima. L'altra cosa che è importante riguarda il fatto che noi siamo presenti in un modo molto radicato nel territorio. Noi utilizziamo non solo le sedi CGIL, ma ad esempio utilizziamo tutte le nostre sedi dello SPI, proprio per fare in modo che la gente
che il servizio sia molto vicino alle persone e in particolare ai nostri anziani che hanno sempre un problema magari di spostarsi e di non far perdere tempo ad esempio a chi lavora. Quindi abbiamo decine e decine di nostre presenze nei territori regionali e lo SPI in quelle sedi dà un supporto soprattutto di accoglienza, ma anche di dare a disposizione i servizi che ci sono nelle sedi, e ci vuole anche un notevole investimento, questo ovviamente da parte del CAF, per quanto riguarda per dare un servizio digitale appropriato. L'ultima cosa che dicevo, che scrivevo che era riportato nella prima slide, quando dicevo che la CGIL è al tuo fianco con Digita. Digita è un nostro portale della CGIL che dà la possibilità al cittadino di perdere meno tempo possibile, perché con una password che lui può chiedere può entrare dentro questo portale, ad esempio senza aspettare la telefonata per dare l'appuntamento, ma già fissare un appuntamento e lì trovarsi anche tutta una serie di documenti che poi il CAF invece di inviarli o uno deve andare a riprendersi di nuovo, li trova e se li può stampare. Insomma, quindi stiamo cercando in tutti i modi di agevolare il cittadino, tenendo presente una cosa che, lo dicevo prima, ci sono dei servizi che costano, ci sono dei servizi anche completamente gratuiti, ad esempio certo, come l'ISEE. E i nostri costi sono tra l'altro diversificati tra iscritti e non iscritti. Gli iscritti hanno delle agevolazioni perché riteniamo giusto che già versano una quota sindacale come tessera e quindi è giusto che abbiano delle agevolazioni, mentre il resto dei cittadini che possono venire tranquillamente negli uffici del CAF hanno un costo leggermente superiore, ma sono costi che, voglio dire, non hanno niente a che fare con i professionisti che trovano, cioè molto competitivi, nonostante che, e questo va sottolineato perché gli sforzi per mantenere quei costi lì sono veramente molto forti, nonostante che il governo abbia, nel momento in cui ha emanato i precompilati, hanno abbassato i contributi che davano il CAF e quindi abbiamo dovuto sopportare anche questo abbattimento dei contributi. E ne avevamo parlato proprio in questa sede, anche di quella tematica lì. Sì, la stessa cosa succede a un altro servizio importante che è il patronato, che avete parlato appunto in questa sede. Assolutamente sì. Vuole concludere, Cristina? Ha qualcosa per chiosare, diciamo così, in un minuto? Allora, siamo pronti per iniziare con il modello 730. Come diceva il collega del sindacato pensionati, nonostante ci sia il 730 precompilato, in realtà i numeri non sono scesi, non abbiamo ceduto come i numeri. L'anno scorso abbiamo presentato più di 50.000 730, quest'anno speriamo di replicare, anzi anche di aumentare. Il cittadino ha bisogno di aiuto e di supporto perché, come dicevo, nonostante sia sicuramente una dichiarazione dei redditi che è, diciamo, semplificata e che è comoda, comunque la materia non è semplice, è una materia complessa. Quindi sicuramente il servizio del CAF è un servizio che dà una maggiore sicurezza e una maggiore solidità alle persone. Questo senz'altro, quindi è assolutamente vero. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata 30 minuti SPI, quindi grazie a Cristina Canciani, responsabile ISEE CAF CGIL, grazie. E grazie ovviamente anche al segretario organizzativo regionale SPI Dario Giuseppe. Grazie e saluto. Non mi resta far altro che ringraziare anche voi ovviamente che ci avete seguito e darvi appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.